Torna Mare Mosto, 2 giorni di incontri, degustazioni, 4 padiglioni dedicati al vino, all'olio e ai sapori del territorio, numerosi produttori vitivinicoli liguri e un ospite da fuori regione, il Consorzio del Collio di Gorizia. È la 7ª edizione dell'iniziativa promossa da AIS a Sestri Levante. Il mondo della produzione aspettava di potersi rincontrare e quindi siamo di fronte a un'edizione sicuramente partecipata. Ci avviciniamo alle 70 aziende produttrici di vino e poi c'è un buon coinvolgimento, nonostante la campagna che non sia stata esaltante, di produttori di olio con il Consorzio del Basilico, e poi per quanto riguarda il food abbiamo un nutrito numero di rappresentanti che portano alto la bandiera del Made in Liguria. Il via domenica 22 maggio alle 10 e l'apertura al pubblico a mezzogiorno della sala principale dedicata alle degustazioni e all'incontro con le aziende. Nel pomeriggio assaggi, incontri e la premiazione del contest su Il Volto Social di AIS. Lunedì 23 il clou sarà la finale del concorso Miglior Sommelier di Liguria 2022. Non mancheranno gli approfondimenti. La domenica parleremo di marketing del vino. Il nostro territorio è così particolare, così in questo momento ricercato, che crea attenzione, crea interesse, come poterlo veicolare sempre meglio sui mercati di competenza. E poi il lunedì invece cercheremo di mettere un lente di ingrandimento sulla formazione professionale. La 2 giorni si inserisce in un trend di interesse che si conferma elevato verso il mondo del vino, nonostante 2 anni difficili causa pandemia. Le nostre aziende sono pronte, sempre più attente al binomio territorio, vitigno tradizionale, qualità del vino, interpretazione, riconoscibilità, e quindi siamo speranzosi di poter lasciare una traccia a tutti i nostri visitatori.